Siamo con Mario Vettori, il presidente della Gorgense, questa sera la presentazione della prima squadra. Mario, la stagione 24-25 è andata così così, quest'anno penso che abbiate ambizioni importanti. Speriamo di fare meglio dell'anno scorso, bisogna sempre migliorarsi, cerchiamo, sicuramente abbiamo fatto una bella squadra competitiva, quindi non neghiamo di arrivare insomma, sui primi 5 posti, però il campionato bisogna giocarlo sul campo, quindi giochiamo partita per partita, però sicuramente vogliamo innanzitutto fare meglio dell'anno scorso, insomma, ecco. La chicca è il nuovo allenatore Lauro Florian. Sì, era un nostro desiderio, già l'anno scorso ci aveva dato una mano come secondo, quest'anno l'abbiamo corteggiato e siamo molto felici che lui abbia accettato questa nuova avventura con la Gorgense. Io lo conosco da quando era piccolino, ero tanto amico di suo papà, la so tutta la storia di Lauro, ma al di là di questo è una bravissima persona e noi siamo convinti di aver puntato sul cavallo giusto, vincente. Presumo che quest'anno il livello sia ancora livellato, però verso l'alto. Sicuramente abbiamo ancora il Sistino, abbiamo ancora gli Esolo, che sicuramente sono società con ambizione, però anche la Gorgense ha l'ambizione di fare bene, il gruppo c'è, gli sponsor ci sono, i nostri dirigenti sono sempre affiatati, motivati e entusiasti anche di fare cose nuove, quindi ho un gruppo dietro molto molto importante. Bene, chiudiamo qui, questa sera si festeggia, ma fra un paio di settimane si inizia a lavorare. Sì, mister addirittura vuole iniziare prestissimo, verso il 10 di agosto, ma comunque è lui che deve cominciare a lavorare, a fare i primi passi, quindi quando lui decide di iniziare noi siamo pronti, non vediamo anche l'ora sinceramente perché ormai siamo già stanchi, ci manca il calcio insomma, ecco. Grazie mille. Grazie a voi e complimenti per il lavoro che fate sempre, grazie a voi. Siamo con Roberto Panighel, main sponsor della Gorgense. Roberto, è una nuova stagione, il tuo attaccamento alla società è risaputo ormai da anni, eccetera. Quest'anno il presidente si è un po' sbilanciato e abbiamo fatto una squadra veramente forte e puntiamo al salto di categoria. Sì, diciamo che la rosa era già sicuramente, aveva una base già di buon livello già l'anno scorso. Quest'anno sicuramente la società ha fatto inserimenti oculati, diciamo, di livello, di categoria, e questo a tutti dà chiaramente la percezione che ci sia l'ambizione di avere la voglia di salire in promozione. Noi non lasciamo chiaramente spazio a tutte le opzioni. Per vincere non è semplice, noi puntiamo a fare sicuramente un campionato di alta classifica. Se poi viene il passaggio in categoria noi siamo qui per farlo e lo sosterremo come sponsor. Ormai questo è il 25esimo anno che siamo in collaborazione con questa società, è una società molto seria, con delle ambizioni ma sempre fatte con, io dico, il passo in base alla gamba. E quest'anno secondo me le nespole sono mature, potrebbero essere mature per fare questo passo di arrivare anche in promozione. Quest'anno effettivamente anche gli addetti ai lavori, anche le altre società chiaramente della prima categoria, hanno detto che la campagna qui è stata veramente importante e avere informazioni di un allenatore come Lauro Florian è qualcosa in più. Sì, il pedigree è sicuramente importante, questo lo sappiamo, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però noi siamo qui come società per sostenerlo, è la sua prima esperienza in categoria come mister e noi siamo qui per sostenerlo, gli abbiamo dato sicuramente della linfa dal punto di vista dei giocatori e siamo pronti, come ho detto, con calma, con gli obiettivi sappiamo quelli che sono, con calma vedremo man mano e magari ci risentiamo a febbraio, che di solito a febbraio iniziano si decide un po' si decidono le sorti, esatto. Partiamo senza problemi, possono venire risultati negativi all'inizio, non prendiamo paura, faremo le cose come vanno fatte, ecco. Sicuramente abbiamo l'esperienza per farlo. Perfetto, ringraziamo Roberto e chiaramente un grosso in bocca al lupo Roberto. Crepi, grazie a voi. Enrico, siamo arrivati penso al tuo 15° anno in prima squadra qui a Gorgo, insomma sei la bandiera della società. Sì, 13°, 14°, adesso i conti bisogna stare là a farli perché ormai ho perso il conto, però
diciamo che sì, io sono qua per dare una mano e facciamo tutto il possibile finché il fisico regge, cerchiamo di dare una mano alla società perché per me ormai è una famiglia più che una società, è sempre stata, ma anno dopo anno la passione per il Gorgo aumenta sempre. Ecco, ai nastri di partenza, agli addetti ai lavori, con la campagna acquisti fatta dal DS Romanzin, possiamo dirlo che la Gorgense è una delle squadre papabili per arrivare in alto. Allora, sicuramente siamo molto contenti della campagna acquisti che è stata fatta dal DS, da Dario, ha fatto un ottimo lavoro sicuramente, ha cercato di andare a trovare dove magari ci mancava ancora qualcosa, in attacco magari avevamo bisogno di qualcuno di esperienza, ci mancava forse lì un po' qualcosa. So che abbiamo fatto un bel colpo, qualche jolly perché c'è chi può giocare sia in difesa che a centrocampo. Diciamo favoriti poi lo si vede sempre nel campo perché sulla carta e a parole è sempre facile, poi anche l'anno scorso che non c'era una squadra favorita e potevamo giocarcela alla fine. Quando mancava un mese che eravamo lì, le ultime partite abbiamo buttato via tutto, quindi bisogna partire bene ma bisogna rimanere concentrati sempre fino alla fine, lavorare, lavorare, lavorare e col lavoro dopo con la forza del gruppo si riesce a combinare qualcosa, con i nomi e con la carta purtroppo lo sai benissimo anche te che a calcio non si vince. Ultima cosa, novità grossa, chiaramente quest'anno è anche il nuovo allenatore. Questo sì, è un grande allenatore, cioè un gran personaggio perché noi lo conosciamo tutti perché nella zona chiunque lo conosce per il tipo della carriera che ha fatto, anzi è un onore avere a che fare con Lauro, poter lavorare con lui. Già avevamo lavorato un anno e mezzo fa che era venuto a dare una mano al mister Scantamburlo e già ci eravamo trovato benissimo. Adesso a lui le chiavi diciamo, della squadra e vediamo se saremo in grado, se lui sarà in grado di toccare le corde giuste e se noi saremo in grado di seguirlo. Sono sicuro che tutti saranno disponibili e ce la metteremo tutto per cercare di seguire le sue orme. Insomma, in conclusione possiamo dire che a Gorgo quest'anno veramente non può mancare niente per far bene. Allora, sicuramente c'è tanto entusiasmo, noi non vediamo l'ora di partire, quindi diciamo che non manca niente, mancherà sicuramente far vedere nel corso dell'anno la continuità dei risultati e di fare quel saltino a livello mentale che ci è mancato negli ultimi anni. Vediamo se saremo in grado. Bene, grazie mille e chiaramente un grosso in bocca al lupo. Crepi al lupo e grazie a voi del supporto e speriamo che quest'anno magari anche la tifoseria aumenti ancora di più, ci dia una grossa mano perché il supporto qui a Gorgo c'è sempre stato e noi tutti vogliamo bene all'ambiente, quindi se l'ambiente aiuta dopo è ancora tutto più facile. Lauro Florian, nuovo allenatore della Gorgense, questa sera c'è la presentazione, un tuo primo impressione su questa formazione? No, sono molto contento di come abbiamo lavorato, tanti ragazzi già li conoscevo perché 2 anni fa ero qui e poi ci sono stati degli innesti che abbiamo parlato insieme, abbiamo fatto insieme e sono molto, molto contento di essere qui perché è un posto dove io sono un po' nato, diciamo praticamente fin da piccolo e poi per come abbiamo lavorato e sono molto fiducioso. Ecco, questa chiamata è arrivata un po' a sorpresa oppure te l'aspettavi? No, a sorpresa sì, 2 anni fa non sono stato qui, conosco il presidente, però a fine di quest'anno c'è stata questa chiamata e poi l'ho presa in considerazione e alla fine ho deciso di provare questa esperienza e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità e speriamo di poter far bene. È chiaro che sicuramente mi mancherà dell'esperienza perché quella si fa solo negli anni, però è una cosa che mi piace fare, ho molto entusiasmo e spero di riuscire a portare delle idee e di riuscire a poter fare magari bene e quello che mi preme di più, tante volte sì ci sono i risultati ma mi piace vedere che magari qualche ragazzo, qualcuno ha imparato qualcosa, ha insegnato qualcosa di buono che si porta dietro per sempre
e sono contento di vedere quando certi ragazzi dopo un po' che ti vedono ti dicono mi hai insegnato una cosa che mi sono portato dietro, sono contento e li vedi felici di questa cosa. Ecco. Ultima battuta, Lauro, giustamente si guarda la crescita dei giocatori, ma insomma quest'anno l'ambiente della Gorgense, l'abbiamo sentito prima, è bello carico, sono convinti di far bene anche in campionato. Sì, c'è molto entusiasmo e ben venga sicuramente, però secondo me a inizio anno tanti ambienti sono carichi e pieni di obiettivi, tutti quanti vogliono fare bene. Noi dobbiamo porci l'obiettivo di non avere dei limiti, di diventare magari più presto possibile squadra e domenica dopo domenica sappiamo che possiamo giocarcela con tutti quanti e dobbiamo giocarcela con tutti quanti per dare il 110%. Ecco questo. Poi il tempo darà i suoi risultati nella crescita della squadra e dobbiamo essere bravi però arrivare alla fine a dire ho dato il 110% e se qualcuno è stato più bravo gli diamo la mano, però non arrivare alla fine e magari dire potevo dare qualcosa in più e allora lì ci sarebbe un po' di rammarico e bisogna essere bravi a lavorare su questo. Bene, ringraziamo Lauro Floriano della disponibilità, adesso chiaramente ti lasciamo un po' questi festeggiamenti e poi tra un mesetto penso si inizierà a lavorare sul campo. Sicuramente sì, inizieremo l'11 di agosto e siamo già pronti, abbiamo dato un programma ai ragazzi da fare e poi l'11 ci troviamo e iniziamo questa nuova avventura e speriamo che vada nel verso giusto. E allora mister, da parte nostra un grosso in bocca al lupo. Grazie mille, crepi il lupo e un saluto a tutti quanti.